Stavolta solo una persona capirà, ma quella persona capirà. Ma dov'è che andiamo? A Sappada, E perché proprio Sappada? a vedere 3 metri di neve. Cosa facciamo nei 3 metri di neve? Ci rotoliamo. Io no, di sicuro. Come probabilmente molti di voi hanno anche fatto, abbiamo visto dei video dove la gente di Sappada cammina in mezzo a cunicoli alti 2 metri e mezzo di neve e siamo curiosi di vederli, e siamo anche curiosi di vedere se ci arriviamo fino a Sappada, se le strade sono abbastanza pulite o se addirittura possiamo andare un po' oltre fino alla Val Visdende. Quella è un'idea, ma probabilmente non ci arriviamo in macchina. Probabilmente sì, non è pulita la strada, perché non è una strada principale, è una strada secondaria, è abbastanza in salita e quindi potrebbe essere con tanta neve ancora. Ieri c'erano meno 22 gradi nella Val Visdende. Villa Santina, abbiamo già i muretti di neve sul bordo della strada. Sono curioso di vedere Sappada. Cosa succede se è pieno di neve e non riusciamo ad andare avanti? Torniamo indietro. E se non riusciamo a tornare indietro? Ci inventiamo qualcosa, prenderemo un paracadute e torniamo col paracadute. Onesto, ci sta. Stai fermo che non riesco a riprendere la temperatura. Se c'è una curva devo... Quanto manca a Rigolato? Manca 1 chilometro. Rigolato in realtà è una tappa obbligatoria per tutti coloro che vanno a Sappada, soprattutto quelli che come me e mia sorella in particolare hanno la nausea e il mal di macchina, perché se fate tutta una tirata vomitate di sicuro. Eccolo qua, il bar della tradizione. Qua a Rigolato ci si ferma a bere il caffè, punto. E adesso? Forni a Voltri e ci avviciniamo. Qua durante il mio giro del Friuli mi sono fermato perché pioveva tantissimo. Giorno 17, oggi andiamo a Sappada anche se piove. La strada è bella pulita, proprio nessun problema a guidare. Che bello, tutto vuoto. Arrivati qui, per chi non lo sapesse, subito dietro alla chiesa c'è un grande parcheggio libero che di solito è pieno di macchine, ma adesso c'è poco turismo, quindi è completamente libero. Guardate che vista! Comunque, sono meno 10 gradi, non è mica poco, fa freddino, caspita. Ho 27 maglie addosso. Il salto mortale lo proviamo da qua. Se non sbrito. Sarà dura. Usa la rete per salire? No. Adesso vediamo le tue doti di equilibrista. Vedi che ce l'ha fatta. È venuto più o meno. Brulè? Sì,
Cosa proponevi anche il punch? È il punch o brûlée, vediamo cosa troviamo. Ma cos'è il punch? È qualcosa di molto caldo e forte. Ok. Ma voi sapete cos'è il punch? Io non l'ho mai sentito, è una roba da vecchi o qualcuno la conosce? Ho scoperto che si scrive proprio PUNCH, credevo che si dovesse leggere tipo punch o qualcosa del genere, invece il barista mi ha spiegato che si dice proprio punch. Voi l'avete mai bevuto? Cosa c'è lì? Cosa c'è? Il ponte? Andiamo sul ponte? Io volevo fare anche una foto artistica, ma non ho idee, tu cosa consigli? Foto artistica? Qua guarda lì che bello che è. Ma non col panorama, una foto artistica, qualcosa di diverso. Con te che ti ribalti sulla neve, cioè con la testa in giù e i piedi per aria. Ma finisce sotto la neve. Delusione, non posso fare lo slittino come lavoro. Andiamo a mangiare? Sì. Solita paninoteca? Sì, quella è buona. In realtà anche in paese è abbastanza pulito. Non ci sono tanto quei cunicoli che avevo visto nei video su Facebook in particolare. Probabilmente quelli si trovano nei paesini un po' più sperduti, non a Sappada. Qui devono essere passati proprio con gli spalaneve. Eccoci in macchina, insomma niente Valvisdende. Ma io direi di evitarlo, almeno per oggi, perché come ti dico c'è una bella salita. Non credo l'abbiano pulita bene, perché per l'80%... È morto. Ciao.